Il nostro itinerario al Vinitaly 2018 alla scoperta delle cose più interessanti continua. Adesso siamo ospiti di una cantina, la cantina Pizzolato, e siamo in compagnia di Settimo Pizzolato. Settimo Pizzolato. Io ho letto un po' la sua biografia e lei ha incominciato a credere nel biologico un po' di anni fa, quindi direi aveva una sfera di cristallo in cui vedeva come poteva essere il futuro del vino e del settore vitivinicolo. Sì, non è che abbia avuto una sfera, ma è stata una scelta mia personale negli anni 80, cioè io arrivo da 5 generazioni della storia della mia famiglia. Nell'81 ho preso in mano l'azienda assieme a mio padre e la prima cosa che ho voluto fare è quella di non adoperare più nessun prodotto chimico di sintesi, e questo ho iniziato questo percorso. E questo percorso mi ha portato ovviamente adesso a questi risultati. Anche perché un percorso non si inizia dall'oggi al domani, soprattutto in campo vitivinicolo ci vogliono anni, perché ovviamente sono dei cicli produttivi, e quindi ha incominciato sicuramente in vigna per avere poi dei prodotti in bottiglia oggi di rilievo. Esatto, allora la mia storia è anche che non ho più voluto vendere vini sfusi come faceva tutta la mia famiglia da 5-6 generazioni. Ho fatto la scelta di vendere il vino in bottiglia. Nell'87 abbiamo fatto la prima bottiglia e nel 92 ho cominciato a fare anche i primi Vinitaly, perciò è da 26 anni che faccio Vinitaly. Ma la scelta di fare biologico, come vi ho detto, ho iniziato subito, e nel 91 sono arrivati in Italia gli enti certificatori. Allora la mia azienda è stata tra le prime a essere certificata e da qui ho iniziato le mie vendite del vino biologico in giro per l'Europa. Facciamo anche brevemente una scheda, un attimino, andiamo a collocare l'azienda, le dimensioni dell'azienda, perché gli spettatori vogliono conoscervi meglio. Certo. È un'azienda che all'epoca nell'81 aveva 13 ettari di vigneto, adesso ne abbiamo oltre 71 ettari. Ho costruito un gruppo di aziende che collaborano con noi, sono circa 24 aziende con una complessività di 240 ettari. Siamo arrivati a numeri che sono circa 5 milioni di bottiglie vendute nel 2017, 12 milioni di fatturato, questi sono i nostri numeri. Solo bio. E dove vi trovano? Beh, allora, noi ci troviamo a Villorba in provincia di Treviso, è una, diciamo, nella campagna, è rimasta ancora vergine, intatta, no? Sì, dove che siamo a confine con altri comuni, e la nostra azienda l'abbiamo sviluppata lì. Lì abbiamo anche ho creato il sogno, che era da anni che lo desideravo, di creare questo restauro, questa nuova cantina. E questa in questo momento mi ha dato una grande soddisfazione. Infatti noi ci occupiamo anche di architettura e io vi ho conosciuto tramite una serie di premi che voi avete preso, che tra l'altro in queste edizioni del Vinitaly saranno ribaditi, perché sarete ospiti di importanti occasioni di presentazione con gli architetti. E mi piace molto che lei racconti anche un attimino, perché sicuramente è importante il prodotto che c'è nella bottiglia, ma è anche importante il contesto, e crederci vuol dire proprio intraprendere queste strade. Sì, non ho voluto trascurare niente, nel senso che che la scelta è quella di rispettare noi persone, me stesso, la mia famiglia e l'ambiente, questo ho continuato a farlo, e perciò abbiamo realizzato la cantina con materiali che sono nostri, diciamo, perché il legno, che è quello che copre, quello che è sia all'esterno che all'interno, che ne abbiamo adoperato molto, è un legno, è il faggio del Cansiglio, perché il Cansiglio è vicino a noi. Abbiamo collaborato con un'azienda che lavora questo legno, e perciò per me è la cosa più bella che si poteva fare. Poi abbiamo utilizzato degli spazi, molte vetrate di vetro, che entra molta luce. Abbiamo cercato di creare anche l'ambiente dove lavorano le persone, gli uffici,
con delle scrivanie, esempio, che si alzano e si abbassano per la comodità delle persone, insomma anche cercare di creare un ambiente di lavoro per tutti i miei collaboratori come voglio io, insomma come sia io. Alla fine è importante anche il benessere di chi lavora in un'azienda, perché si ripercuote poi anche sul lavoro e quindi anche sul prodotto. Certo, e l'ambiente insomma, che ho creato con tutti questi miei collaboratori, la maggior parte tutti giovani perché abbiamo una media età molto giovane, ovvio che io sono il più vecchio ma è così, mi piace lo spirito giovanile perché vengono fuori molte idee, molti progetti, no? Ed è per questo che mi trovo bene. Ma tra l'altro però noi siamo qui perché oggi comunque abbiamo anche delle novità da presentare, quindi mi piacerebbe che introducessimo anche questo discorso. Sì, le novità per quanto riguarda il vino, noi abbiamo presentato in questi giorni il nostro primo metodo classico, che è fatto di uve, diciamo un'uva autoctona che è il Manzoni più lo Chardonnay, e mi sembra di aver raccolto diciamo consensi molto ma molto positivi, perché fare un metodo classico nella nostra zona non è facile. Anche molta cura nel design, che è un design classico ma nello stesso tempo rivisto e quindi attualizzato ad oggi, no? Sì, ho sempre voluto investire sulla grafica, cioè cercare sempre dei studi grafici che potessero interpretare quello che a me piace. A me piace molto diciamo creare colori, creare diciamo raffinatezza sul packaging, è quello che finora abbiamo sempre avuto, insomma. Diamo anche due informazioni in più su questo metodo classico, una piccola scheda tecnica per i nostri amici sommelier che ci seguono. Sì, diciamo è un metodo classico di 18 mesi di maturazione. Per noi è un prodotto che può completare quella gamma di vini che abbiamo anche per la ristorazione, per le enoteche. È diciamo, un prodotto che voglio farlo conoscere, ma anche per far conoscere che la cantina non fa solo prosecchi, Pinot Grigi, questi vini che, insomma, che noi a Treviso facciamo, no? Ma anche evidenziarci da questo, perché non solo il metodo classico, ma è da anni che facciamo anche un rosso importante, un DOCG, il Malanotte, dal 2008 che è il disciplinare della DOC, noi lo facciamo e stiamo veramente raggiungendo un buon consenso, no? E lo stiamo anche vendendo in giro per il mondo. Quindi ci ricordava una ospitalità importante in cui c'è la possibilità di degustare, c'è la possibilità di acquistare, c'è la possibilità di visitare l'azienda, che appunto un'azienda come questa, un'architettura come questa vale sicuramente la pena. Ma fate anche degli eventi in cantina? Sì, facciamo molti eventi, di cui uno è il 3 giugno, apriamo le porte della cantina perché c'è la festa di primavera. Abbiamo organizzato questa opportunità per tutti chi vogliono visitarci, così possono vedere tutta la nostra realtà, le vigne che insomma vedranno anche i piccoli grappolini dell'uva e anche visitare, passeggiare dappertutto, insomma, ecco, questo è quello che chiediamo. Naturalmente tutta questa attività, tutti gli eventi, i vini che presentate li troviamo su internet, dove? A che indirizzo? Certo, allora su www.lacantinappizzolato.com o su la nostra pagina Facebook. A questo punto non ci resta che brindare alla cantina Pizzolato. Cin!